Sono giorni ormai che su TikTok è diventata virale la pizza fina fina. Clip da centinaia, migliaia e addirittura milioni di visualizzazioni per una pizzetta che per forme e caratteristiche ricorda molto quelle della lingua romana. Sottile, croccante e molto appetitosa. Ma il motivo per cui la fina fina è diventata così virale sui social è il suo tipo di fermentazione, o meglio di lievitazione spontanea, fatta soltanto con olio, acqua, farina e sale, senza aggiunta di alcun tipo di lievito. Questa cosa ovviamente ha suscitato molti commenti da parte delle persone che si chiedono com'è possibile senza lievito fare questa pizza. Ecco, una pizzetta che ha catturato la mia curiosità e quindi ho deciso subito di andare a provarla. Ovviamente non da solo, voglio e mi raccomando, prima di cominciare a guardare il video iscrivetevi al canale e arriviamo quanto prima possibile ai 100.000 iscritti. Sto organizzando una mega festa dove ci sarete anche voi, iscrivetevi. Un laghino? Oh, oh! Andrea, oggi cosa andremo a fare? La danzerina? Cosa andremo a fare? La danza. La danza. Ci capite? Ma quale danza? Ah, panza! Ragazzi, mangiamo una bella pizzetta. Come si chiama questa pizzetta? E che ne sa? No! Oggi è già San Lorenzo, va buono. Allora, il quartetto di oggi per provare queste pizze è questo qui. Ma non è il parcheggiatore? No, sta con noi, viene a provare la pizza. Ci andremo un bar. Ci andremo. Ci fare tu, vieni. No, Andre. Andre, fai così che siamo tutti e due neri. Guarda Gianni. Faccio mangiare. Mo perdiamo pallone. Toccate il pallone. E grazie fare. Aspi, lavalo. No, non so lavare. Un momento, non ho capito. Leccalo. Sarò con te. E tu non devi ballare. Ma voglio tutto. Oh! La parola è quella che vale, Eccolo, il forno più virale di TikTok. Antò ti porto oggi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno, faccia bene. Faccio bene, Andrea. Ci mangiamo una bella cosa. Andrea, adesso ti faccio provare io una cosa bella. Andrea, pasta patane e provolo, pasta patane e capocchio. La pasta con pomodoro. Ma sempre pasta con pomodoro, Andrea. Tagliene poco su registra, avvocato so. Allora, prima cosa, Andrea, quando si entra in un posto, per educazione io lo cambio attorno. Ma che mo se l'hai cattata? Mo proprio l'abbiamo comprato. Sì. Stai bene però. Mi speccava. Ancora lo devi provare. Manco vedere. Ciao, siamo venuti a provare. La fina fina. Sì, la fina fina. Così si chiama. La fina? Che fina fina, Andrea. Sì, 4. Ok. Andrea, la prima. Aspetta. Non la voglio. Come non la vuoi? Andrea. Lo tango colazione. E questa è la tua colazione. Ma com'è questa fina fina? È una pizzetta, tipo pizzetta, no? Grazie. Antò? Vuole pomodoro? Wow. Primo assaggio della fina fina. Andrea e Antò. E Andrea. Già mangiata. Andrea, con me? No, mangio Donino a casa, ragazzi. Ci capite, però mo c'è mangiata, Andrea. Porta che... Andrea, com'è? Come ti sembra questa pizzetta fina fina? Lo fa? Ma erano vuote però. Dice 7, lo sapevo. Ma 10. È classico. Ma non questo non è 10. 5. Ci vuole. Come fina. Assaggio? Fate venire fame però così. Mamma. Il crunchy c'è, tutto. Che sembra? La pizza romana. Tu per la scocchiarella. Ma lo sai che non ho mai mangiato una cosa del genere a Napoli? Ma infatti io prima di vedere questa qua sperivo dietro ai video di Franchino, perché Franchino le prova un sacco, però tra Milano, Roma, a Napoli non sapevo. E invece il forno, panificio e pizzetteria qui a Casoria ce l'ha. Questo è un forno criminale. Franchino dice che questi sono forni criminali. È buono. Canta Franchino. Franchino, un canta bacio, forza Napoli, va bella. È romano. No, però simpatizza Napoli Franchino, me l'ha detto da vicino. Mi sputate in coppa pizzetta. Allora voglio, è venuto il mio momento, non vedevo l'ora, anche perché come vi dicevo io l'ho sempre viste nei video di Franchino queste pizze, non sapevo che a Napoli le facessero, qui a Casoria le ho trovate e tra l'altro nell'ultimo periodo, cioè in realtà negli ultimi giorni sta andando viralissima sul web, soprattutto su TikTok, e quindi sono venuto subito qui
a provarla. Ed è come dicono le persone nei commenti, buonissima. Scrocchiarella, come dice Franchino, bassa, fina e scrocchiarella. Non vedevo l'ora di dirlo anche io, Franchi. Fai vedere bene questa pizza, i suoi dettagli. Cultura lenta, docile. E soprattutto senza latticini. Godo. Ho trovato una pizza che la posso mangiare senza dire, però sono intollerante al lattosio. Tipo marinara, Eh sì. Allora, la peculiarità di questa pizza. Andiamo a vedere. Comunque Ha detto che è buona la pizza, gli è piaciuta. Voto? Grazie mille. Dai un voto, dai un voto. 100. Grazie. è buonissima, è buonissima. Grazie mille ragazzi. L'abbiamo vista su TikTok e dovevamo venirla a provare. E noi vi ringraziamo. Grazie mille. Continuiamo, poi magari dopo facciamo, che ne so. Ciao ciao dieta? Andrei, solo questo a te però. Oh, Andressa marcando proprio a uomo, vedremo. Ma che ci carica da moll? Andrea, ma hai visto qualche altra cosa che ti può interessare? Cosa vuol dire? No, le lupo Alberto dentro la pizzetta fina fina. Ti piace il Lupo Alberto? Dici la verità? Voglio una pizza, quella là, il pomodoro fresco, ragazzi, quello là. E che si crea? Zitto e Godi si chiama, sempre lievitazione spontanea, porchette da riccia, prova e poi da E quindi zitto e godi? Ehi, Antò! Io continuo Comunque sai che è meglio mangiare dentro? perché stai più caldo. No, perché sento proprio l'odore di Del gas. forno. Comunque stavo dicendo, una delle peculiarità, una delle caratteristiche, oltre ad essere fina come quella romana, come quella là delle lingue romane, è che è fatta senza lievito. Acqua, sale e farina. È riuscita la farina, giustamente. Comunque da provare. Voglio provare tipo farcita, mozzarella di bufala, tipo un'alternativa al pane favoloso. È un spettacolo! Salume, formaggio, è uno spettacolo. Andrea, chiedene una allora. Come la preferisci? dividiamo, dai. Chi sei? Come chi sei? Volevo parlare oltre. Sono Ciro Amengola, molto piacere. Ma ce ne conosce a te. Anche a me. Ma come chi sei? Stai a casa solo chi sei? Come la vuoi? Dine un'altra, così ce la dividiamo. Quello là con la salsa, come si chiama? Pomodoro fritto. Melenzana, la parmigiana. Le melanzane, La parmigiana, va, metti un po' di parmigiana fino alla fine e fagliela provare la nostra amica. Andrea, ma tu mi hai cominciato la dieta, Andrea? Avevi cominciato la dieta, Andrea? Ciao ragazzi, abbiamo Una di queste, vabbè per Andrea no, però secondo me se ti mangi una di queste stai sazio. qualche lunghissimo, non lo so quanto. Una e mezza forse, Però comunque è piegata, cioè bella lunga. E te la sei pure mangiato, ovviamente. Dobbiamo chiedere quanti centimetri è. Ah, eccole. Andrea, Ecco le lingue. su per giù, secondo te quanti centimetri è? Lungo. Il tuo membro, Andrea. Su per giù di centimetri. Ciao ragazzi, guarda un po'. Quanti centimetri è? È lunga, ragazzi. Quanti centimetri? Non lo so. Più o meno. Che unità di misura è? Quanto è lunga, non quanto è grande. Non lo so, il pizzaiolo. Ma non è che c'ha, signore. Va bene così con la parmigiana? Oh! È un spettacolo, frate. Ancora le mangiate? No, dopo, proprio io. Ha chiesto Andrea più o meno quanto è lunga? Ah, faccia mia, Andrea. Come fa? Si può fare. Vai, sì, è suo. Farcita con parmigiano di melanzane, vai. È un spettacolo. Allora, se lascerete 20.000 piace per 24 ore solo pizza. Ma io si può fare. Vai. Andrea, la carta, Andrea, la carta, no. Andrea. La carta, mannaggia. Come la carta, onestamente? È buona la carta del forno. È un spettacolo, frate. Ma lì si il pagnotto. Mamma mia. Non so pagnotto, so palluno. Guarda qua, mamma mia. Questa è la mangia a colazione. La parmigianotta. La parmigianotta? C'è la parmigiana nella pagnotta? Andrea. Assurdo. Hashtag casa dirlo. No, è marciapelato. Mangialo tu, ah. Andrea. Io te l'ha fatta da vendere da mangiare. Andrea. Perché sei troppo impegnato a mangiarne un altro. E fammi vedere con me. Ottimo. 10. Oh, mamma mia. Come scurga. Questa è criminalmente buona. Com'è? Una parmigiana? Com'è? È approvata? Andrea, quanto non faccio però? Dice, sta qua. Ottimo. Finita buona. Allora, visto che abbiamo provato la vostra specialità del momento, cosa ci consigli di provare adesso? Un'altra specialità che sarebbe zitto e uovo, pane farcito in varie farciture. Ci sta salame, prosciutto cotto, funghi e provola, porchette di riccia, provola e panette al forno, oppure polpetta al sugo e melanzane a fumetto. Quale preferite quello vi dà? Secondo me porchetta, patata e provola. Sempre cottura proprio. Madonna mi aiuto. Cioè, peccato che YouTube non permetta di far sentire gli odori. Ciao il pizzo. Andri.
Antò? Dove eravamo rimasti, Antò? Ah, per sfizio, non lo puoi mangiare, però senti l'odore. Come se l'avessi mangiato? Vado? Porchetta. Non aspetta, quanto? È pienissimo. Gonfio. Non è che c'è tipo ripieno in un punto, sarà tutto ripieno proprio. Ragazzi, Andrea, senti qua però, quando tu mangi non deve essere già spogliata la donna, vedi? Devi spogliarla piano piano, Guarda, è bello sto rumore qua, ti sa proprio di panificio. Vedi, tra poco la donna sarà spoglia del tutto, spogliata. Tu già devi spogliarla dopo. Ah, ma non fu. Frate, ma sei buono. Io già mi pronuncio, per me questa è la cosa più buona che ho mangiato. Alla finale. Un attimo su. primo assaggio, ragazzi. Porchetta, patate e provola. È un spettacolo. Andrei subito. Mangi ingoiato. Ragazzi, È fornuta, la recensione tua questa è. non è un'altra cosa, ragazzi, però è buono. Questo poi basta. Ne hanno fatta una solo per me con olive e pomodoro sopra, che sono intollerante. Allora, innanzitutto li ringrazio perché sono stati gentilissimi a farmene una solo per me. La vuoi provare? È clamorosa. Vai. È clamorosa. Cioè per spizio. Andrea, tieni qua, guarda come si spoglia la donna. No, Andrea, non provare a guardarla, è mia. Mamma mia. Diciamo secondo morso in offside. Aspettate. Che già, guarda, che noi continuiamo a mangiare ed è sempre, cioè, piena allo stesso modo, fino all'ultimo modo. fine. Vuoi provare questa? È clamorosa. Diciamo che oggi la dieta si è andata un po' a farsi fottere. Però per un giusto motivo. Anche bello, secondo me questa è più buona della... Questa. Più buona Ma questo è proprio l'imbasto del pane. Per feste di Natale. Auguri. Feste, comunioni, compleanni, matrimoni, crisime, qualsiasi cosa. Contattate Andrea a questo numero, ragazzi. No. Come no? Contattatelo anche per farvi customizzare le scarpe, guardate. Andrei tutto un bacio, mi sputate, mo cacchi tempo. No, è la dolce. Andrei mi sputate in faccia. No, su stuparla perché sono freddato. Prova, Che idea? prova questa che è molto diversa. È la stessa cosa, Andrea. Buono. Asciugare, la faccina. La tosse, ragazzi. Ma che ma sembra un dozzo. Oh! Questa pizza come la vede questa pizza, ragazzi? Buona o male? Buonissimo. A me, Andrea. Pizza. Queste le pizze belle. Cioè, Ah, E Waiu. ciao. Benvenuti e bentornati sul canale di... Bayern Fuse. E capite? Non ci capite? Pete. E ripeti quello che hai detto. Magari tu, ragazzi, no. Ma perché non può mai provare? Sono tre. Andrea, fanno poco pizzaio. Vendi le parigine. Allora, ragazzi, tutte le panettine, per esempio, le statine. Allora facciamo un test, facciamo finta che mandi il curriculum per lavorare qui. A quanto la venderesti questa pizzetta giusto le salsicce? Giusto patatine e salsicce. Patatine giuste. Patatine giusto, a quanto la venderesti? Per 15 euro ci può Ok, stare. già hanno affumato. Solo che? Su una fetta 15 euro. Anche abriature te nassi pre. Mettete like, ragazzi. Sotto nei commenti, pizza questa la parigina o le frittatine? Crocchè, frittatina, promozione da Andrea, vai, veloce. E vai, ciao. Levo prezzo. Che promozione è? Crocchè e frittatina a volo, a quanto è bini? Fate che cadina, a quanto è No, mi fuso a fare cacca. Buon fatti cacca. No. Io ho detto infatti facciamo finta che mandi il curriculum. A quanto la metteresti la promozione frittatina e crocchè? Prezzo, veloce, 3 euro. 3 euro, ragazzi. 3 euro. Onesto, ci può stare. 15 euro, frittatina e crocchè, 3 euro. Ha fatto bene. Aspettate un attimo. C'è una cosa che non va. Addio. Ma che pagliaccio. Salutiamo. E vai, ciao. No al video. Salutiamo. Grazie, ciao, grazie mille per la pizza. Grazie a te per essere venuto qui. Che poi ti mangiare la pizza con calma. Esatto. Bravo. Perché mo si ripress. Sei abbastanza presente. Devi superarla? Vai, allora ringraziamoli, veramente molto buona le pizze che abbiamo provato. Hai detto che pagavi tu? No, quando lì il conto 74. Vai, frate, no. Allora paga Fusco. Ma tu ti mani te che un poco, mangia adesso, papà, dividiamo, tutti e qua. No, Ognuno da caccia 25 euro, giù. 15 euro. Mi scoccio. Ci metti Ti scuccia quando cacci i soldi, eh? Pago io. Magari.
Paghiamo tutti e due. È un evento. Quando scommettete che nel portafogli ci sono almeno 15-5 euro. Guarda, aspetta, fai il portafoglio, fai i soldi. Guarda quanti 5. Non ci. Ma quanti 5 euro c'ho? Cosa fu benzinare? 74 su ragazzi. No, ci fai 5 euro per ora, no? 5 euro per ora, 74 euro, 5 euro per ora, quando ne si? Non pago niente, ragazzi. E salutiamo. E vai, ciao! Perfetto.